Eder. Mech. Pallister. Il nuovo post che Sebastiano Visintin ha messo su Facebook, la foto lui e Liliana vestiti da tirolesi, con il sorriso largo e l'orsacchiotto in mezzo, accompagnata dall'idea dei 32 anni insieme felici, non è una nostalgia casuale. È l'ennesimo tassello di una comunicazione che lui porta avanti da quando Liliana Resinovic è scomparsa il 14 dicembre 2021 e pochi giorni dopo è stata trovata morta. E oggi, novembre 2025, lui continua a fare esattamente la stessa cosa. Riproporre la coppia felice proprio mentre la sua posizione processuale non è più quella del semplice marito addolorato, ma quella dell'indagato. Questa è la prima contraddizione da raccontare al pubblico. Più la giustizia lo mette dentro il quadro dell'inchiesta, più lui su Facebook rimette fuori il quadro domestico, sorridente, colorato, folcloristico. È un controcanto. L'inchiesta dice: dobbiamo capire cosa è successo a Liliana, anche a casa sua, anche con chi viveva con lei. Lui risponde: io e Liliana eravamo felici. Non lo dice davanti al giudice, lo dice davanti alla piazza digitale. Perché? Perché lì c'è l'opinione pubblica, lì ci sono i triestini, lì ci sono quelli che condividono ogni foto del caso, lì ci sono anche i commentatori cattivi, come quello sotto allo screenshot che contesta addirittura l'idea di 32 anni felici. Lì si gioca la reputazione. E lui la reputazione la sta difendendo almeno quanto sta difendendo se stesso. Se ricostruiamo i suoi comportamenti in questi 4 anni e mezzo, lo schema è sempre quello. Quando emergono elementi investigativi nuovi, lui si fa vedere. Quando parla l'altro uomo della vita di Liliana, lui si fa vedere. Quando i media locali riprendono i dettagli dei sequestri o delle perizie, lui si fa vedere. Quando qualcuno sui social mette in dubbio la storia del matrimonio felice, lui ripubblica foto felici. Quello di oggi è un caso da manuale. Foto vecchia, immagine tenera, simbolo infantile, l'orsacchiotto, cornice di coppia. È la scelta più distante possibile da una scena criminosa fatta di sacchi, boschetto e tempi di morte. È un modo per dire: guardate questa immagine, non quella. Dal punto di vista psicologico, questo ci dice che Visintin non sta vivendo solo un lutto, ma anche una minaccia d'identità. Non è solo ho perso mia moglie, è mi stanno togliendo il ruolo di marito buono di Liliana. I post su Facebook servono proprio a questo: rimettere in pubblico il ruolo che il procedimento giudiziario sta mettendo in discussione. In un'aula si parla di orari, telefoni, supporti cancellati, contraddizioni. Su Facebook lui parla di amore. In aula il suo nome è collegato alla parola indagato. Su Facebook lo collega alla parola Seba e Lilli. Qui entra l'altra grande variabile, Claudio Sterpin. Perché Sterpin negli anni ha raccontato una Liliana molto diversa, autonoma, legata a lui, affettuosa, proiettata forse verso un cambiamento. Se passa quella versione, la versione dell'amicizia speciale che era più di un'amicizia, Visintin perde centralità nella biografia di Liliana. E allora cosa fa? Reagisce ogni volta riportando la narrazione su noi due. Foto in coppia, ricordi, anniversari, gite, persino la foto con i costumi. È una concorrenza narrativa. Sterpin racconta la Liliana libera, lui racconta la Liliana moglie. E i social sono il terreno perfetto, perché lì il pubblico si divide. C'è chi dice povero Seba e chi scrive, come nel commento sotto, che forse Liliana non era poi così felice. E lui lo vede. E più lo vede, più pubblica. Un punto che gli spettatori notano è questo: se davvero è il marito che l'ha cercata quando è sparita, perché in questi anni sono venuti fuori decine di comportamenti non lineari? Perché i dispositivi elettronici gestiti male? Perché la famosa GoPro con la memoria cancellata? Perché i telefoni poi sequestrati? Perché l'episodio del cellulare dato a chi parlava del caso? Perché certe irreperibilità proprio nei momenti caldi? Sono tutte cose che non si accordano con l'immagine del marito trasparente. E allora perché lui insiste lo stesso? Perché quei post sono messi anche per coprire, non solo per ricordare. Sono un'operazione di framing, fissare per il pubblico l'immagine definitiva. Lasciamo quella che lui vuole rimanga, prima che un processo o una nuova perizia fissino un'altra immagine. C'è anche un aspetto di controllo. Chi controlla le immagini di una persona, controlla in parte anche la memoria di quella persona. Visintin è apparso più volte con archivi pieni di foto, di video, con materiale che ritrae Liliana in momenti privati. Questa bulimia di immagini non è solo affetto, è anche regia. Se le immagini le hai tu,
Sei tu che puoi decidere se far vedere Liliana sorridente con te oppure Liliana distante. Mettere quella foto su Facebook nel 2025 significa dire: la Liliana che dovete ricordare è questa. Non quella che scriveva lettere, non quella che usciva da sola, non quella che parlava con Sterpin, non quella che qualcuno ipotizza stesse vivendo una fase di rottura matrimoniale. L'altra cosa che pesa nel 2025 è la sua linea sul suicidio. Continuare a dire o a lasciare intendere che Liliana potrebbe essersi tolta la vita proprio mentre le consulenze e le riaperture vanno in direzione opposta non è solo una divergenza tecnica, è una scelta di autoprotezione. Se è suicidio, la coppia resta intatta, nessuno ha tradito, nessuno ha litigato, nessuno ha dovuto inscenare nulla. Se è suicidio, lui è la vittima del destino, non un soggetto da chiarire. Ma questa versione stride con i sequestri, con i controlli, con le domande degli inquirenti. E allora, ancora una volta, lui va su Facebook e mostra la coppia felice. È più facile che la gente creda alle foto che ai verbali. Chi segue il caso lo sa. Non è il comportamento di un uomo che vuole sparire e vivere il dolore in silenzio. È il comportamento di un uomo che vuole restare al centro del racconto, che alterna collaborazione ostentata a gestioni oscure dei dispositivi, che non accetta che siano altri, Sterpin, la famiglia di Liliana, i giornalisti, i canali YouTube, a dire chi era Liliana, che vive una competizione simbolica con chiunque dica Lilly voleva altro e che usa Facebook come palco, perché su Facebook il giudizio è immediato e lui può misurare il consenso o la diffidenza nei commenti. Quindi, se oggi vogliamo dare al pubblico qualcosa di diverso dal solito coppia felice, amico speciale, boschetto, dobbiamo dirlo chiaramente. I post di Sebastiano non sono ricordi innocenti, sono una difesa d'immagine. Servono a ribadire che lui era il marito riconosciuto, negare a livello emotivo l'esistenza di un triangolo stabile, spostare l'attenzione dalla sua posizione processuale alla sua posizione affettiva, far sembrare eccessive, addirittura crudeli, le ipotesi investigative, legarsi alla parte di pubblico che vedendo la foto dice che peccato stavano bene. E più la procura scava, più i post diventano zuccherosi. Più emergono i dettagli sui sacchi, sulle perizie, sulle fibre gialle, sui tempi di morte, più lui tira fuori compleanni, gite, costumi, orsacchiotti. È un segnale, sta cercando di far prevalere il racconto emotivo su quello forense. Oggi, a novembre 2025, Sebastiano Visintin dentro il caso Liliana Resinovic si può descrivere così. È l'uomo che non ha mai accettato di passare da marito a persona da chiarire. È rimasto aggrappato al ruolo di coniuge e lo sta mantenendo con i mezzi che ha. Facebook, le foto di coppia, i ricordi felici. Ma proprio questa ostinazione, messa accanto alle cancellazioni, ai sequestri, alle versioni che cambiano, è la cosa che il pubblico nota di più. Perché un marito davvero sereno del proprio ruolo non avrebbe bisogno di continuare a postare la stessa foto, la stessa felicità, lo stesso messaggio. Lui invece sì. E quando qualcuno ha bisogno di ripeterlo così tanto, significa che c'è qualcosa nel passato della coppia o nell'indagine che continua a mettere in dubbio proprio quello. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.